Chiamatelo pure il gelato del nonno, perché la voglia di tenere aperte le attività necessita di rivisitazioni in chiave zona rossa, e allora ecco che la gelateria si inventa l'offerta rivolta ai nonni impegnati nel babysitting. Un'iniziativa partita dalla nostra famiglia, no? Noi abbiamo 4 nipotini in casa e qualche amico ci ha chiesto di tendere anche, di guardare anche loro. Devono fare lezione, smart working si dice, no? Col computer. Allora abbiamo uno in una stanza, uno in un'altra, e questi nonni dovrebbero essere apprezzati. Non dico io che posso farlo, ma gli altri che dovranno portarseli via in giro, figli, nipoti, cagnolino, noi lo proviamo con un gelatino. Voglia di resistere che si manifesta anche in uno dei pochi bar del centro storico che, nonostante le difficoltà dell'asporto, resta aperto. Vista da un punto di vista prettamente economico, ovviamente non ne vale la pena, però 0 è 0 e 1 è comunque sempre più di 0. Medesima cosa per altre caffetterie che quantificano con le dita di due mani il numero dei caffè serviti nella mattinata. 10 caffè. E poi c'è anche chi non perde il sorriso e fa questo augurio ironico e di speranza: se faremo i bravi ci rivedremo il 7 aprile, recita questo cartello. La speranza è quella di riaprire i battenti al più presto, anche se si fanno i conti con clienti quasi a zero. Molto poca, comunque in giro, già da ieri si è vista la differenza. Anche ieri non c'era molte persone in giro.